Eder. Mech. Pallister. Le formiche, i sacchi e la domanda che brucia. Liliana era davvero lì da 22 giorni, oppure no? C'è un dettaglio che in un'indagine può sembrare minuscolo come un granello di terra. Poi lo guardi bene e scopri che quel granello è un'intera frana. Nel caso di Liliana Resinovic, quel dettaglio ha 6 zampe, vive sotto le foglie e in teoria fa la cosa più semplice del mondo. Quando trova carne, ci va. Subito, nel boschetto del Parco di San Giovanni, a Trieste, a pochi metri dal punto in cui il 5 gennaio del 2022 viene trovato il corpo di Liliana, una biologa del Museo di Storia Naturale individua un nido di formiche Prenolepis nitens. Non stiamo parlando di una specie da estate, di quelle che spariscono appena cala il freddo. Qui il punto è l'opposto. Questa formica è attiva anche d'inverno e soprattutto è onnivora. Traduzione: se c'è qualcosa di commestibile, non fa la schizzinosa. Per capire quanto possa essere rapida la risposta di questi insetti, viene fatto un esperimento sul posto. Carne di maiale lasciata nello stesso ambiente, nello stesso contesto. Risultato: attacco immediato. Arrivano in pochi minuti, si muovono veloci verso la fonte alimentare e in certi casi si osservano esemplari con pezzetti di carne tra le mandibole. Non un comportamento forse, non un dipende, ma una dinamica netta. Cibo presente, formiche presenti, e senza bisogno di inviti formali. Ed ecco perché questo elemento, messo accanto a ciò che risulta sul corpo di Liliana, diventa una domanda scomoda. Sul cadavere vengono isolate formiche della stessa specie, ma in numero limitato, e soprattutto senza le lesioni che ci si aspetterebbe se l'interazione fosse durata a lungo. Nell'entomologia forense il concetto è semplice. Più tempo passa, più è probabile vedere segni coerenti con l'attività degli insetti, specie nelle zone più vulnerabili. E qui entra un'altra informazione che pesa. Su specie sorelle molto simili, studiate in contesti dove l'entomologia forense è più sviluppata, è documentato che l'arrivo può essere molto precoce e che l'attacco può iniziare dalle parti più morbide. A questo punto il ragionamento, per il pubblico che segue il caso da anni, è inevitabile. Se davvero il corpo fosse rimasto lì per settimane, nello stesso punto, con una colonia così vicina e con insetti attivi anche in pieno inverno, com'è possibile che l'impatto sia stato così limitato? La biologa che ha condotto lo studio arriva a dirlo in modo molto diretto. Se non ci sono lesioni compatibili con un'esposizione prolungata, allora è più plausibile che il corpo sia stato nel boschetto da pochissimo, al massimo dal giorno prima del ritrovamento. E non è l'unico tassello naturale che spinge nella stessa direzione. Un altro esperto, zoologo e curatore museale, richiama un punto che nel caso Resinovic torna come un ritornello inquietante. Quell'area non è un salotto sterile. Nel parco e nelle zone limitrofe ci sono animali selvatici opportunisti, cinghiali, volpi, uccelli, piccoli roditori, oltre a cani e gatti. Ed d'inverno, con meno risorse disponibili, la spinta a cercare cibo aumenta. Se un corpo resta davvero per settimane in un ambiente così, l'idea che non venga disturbato, annusato, spostato, segnato, diventa sempre più difficile da sostenere. Qui la questione non è fare spettacolo con la scienza, è capire che cosa cambia concretamente se l'ipotesi 22 giorni lì perde forza. Perché se il corpo non è rimasto nel boschetto per tutto quel periodo, allora una delle colonne portanti della ricostruzione temporale si incrina. E quando crolla il tempo, crollano anche molte certezze apparenti. Finestre di movimento, alibi, possibilità logistiche, modalità di occultamento, rischi corsi da chi eventualmente ha agito. Portare un corpo nel boschetto in un secondo momento significa una cosa molto concreta. Qualcuno avrebbe gestito il corpo altrove e poi lo avrebbe collocato lì, scegliendo un momento favorevole, con un'operazione che diventa parte integrante della storia. Questa è la parte che può davvero significare qualcosa. Non è un dettaglio macabro, è un potenziale cambio di scenario investigativo. Se la permanenza prolungata nel boschetto non regge, le ipotesi che si aprono in termini generali sono poche ma pesanti. Primo, il corpo potrebbe essere stato conservato o tenuto in un luogo diverso e poi trasferito poco prima del ritrovamento. Questo implicherebbe una fase organizzativa e una scelta di timing. Secondo, la dinamica degli insetti potrebbe essere stata ostacolata da barriere fisiche, microcondizioni o elementi specifici legati al confezionamento.
Ma qui il punto è che lo studio sul campo, nello stesso ambiente, mostra una reattività che rende più difficile liquidare tutto con un fa freddo, quindi niente insetti. Terzo, se la scienza naturale suggerisce una permanenza breve, bisogna far dialogare quel dato con la medicina legale e con tutto il resto. Condizioni degli abiti, eventuali segni di decomposizione, odori riferiti, compatibilità con temperature sopra lo zero e così via. Perché il caso Resinovic è proprio questo. Un mosaico dove ogni tessera, se cambia colore, costringe a rivedere l'immagine intera. Attenzione però, perché anche questo va detto chiaramente. Un singolo indicatore da solo non risolve un caso. L'entomologia forense funziona benissimo quando è inserita in un quadro completo e quando i dati sono solidi e comparabili. Qui lo studio è descritto come in via di pubblicazione e per definizione dovrà essere discusso, verificato, confrontato. Ma il punto resta, è un elemento concreto che rimette al centro una domanda che qualcuno avrebbe voluto chiudere con un timbro. E allora per il pubblico di Heather McPallister la traduzione finale è questa. Le formiche non stanno accusando nessuno. Stanno dicendo che il tempo lì dentro potrebbe essere stato raccontato male. E in un giallo dove il tempo è tutto, anche un nido a 3 o 4 metri può diventare un megafono. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.